Pronti? 1, 2, 3. È buona questa terza partenza e parte velocissimo Bacco Baciò insieme a Fantasia. Bacco Baciò rimane davanti, questi due cavalli si contendono la prima posizione. Numero 4, seguito da Explosive La Torre, squalificato. Concorrente, mentre invece gli altri sono rimasti un po' attardati. E quindi quando arriviamo ai primi 200 metri in 15,2 abbiamo l'evoluzione di questa prima lotta iniziale. Fantasia con Vincenzo D'Alessandro davanti a Bacco Baciò e poi il numero 7 di Timotei Smona, partito molto bene. Quarta posizione per Power Tuma e poi abbiamo Figo Step 29,6 per i 400 metri. Gli attardati sono in fondo ancora al gruppo, mentre ormai è fuori corsa Explosive La Torre. Rallenta un pochettino giustamente Vincenzo D'Alessandro quando passiamo un altro paletto, ora in evidente rallentamento, 16,3. Si guarda a destra Vincenzo D'Alessandro e vede arrivare qualcuno e ora vedremo quale sarà la sua risposta a Power Tuma, che prova a mettersi a destro. Nulla di particolare, sembra un affiancamento, si crea una pariglia, anche se Power Tuma non sembra così disposto ad accettare il ritmo imposto dall'Inter. Quindi incominciano delle scaramucce, 14,7 per quella che è la retta delle scuderie, e poi Francesco Tufano ovviamente rallenta l'azione e quindi c'è modo di fare un 14,8 in rallentamento per la curva, rallentamento ovviamente parziale, e si torna davanti alle tribune, sempre con il numero 3 di Fantasia che procede davanti a Power Tube. In terza ruota arriva fortissimo Frankie Barr che comincia a giocare le carte pesanti, un avanzamento veloce in terza corsia. Quando entriamo nella penultima piegata diventa complicata comunque l'azione di Frankie Barr, che continua a navigare in terza ruota. Dietro di lui ci prova a mettersi anche Falco dell'Est, sono i cavalli che dal secondo nastro che stanno arrivando. Diventa sempre più incisiva l'azione di Frankie Barr, che prova a essere ostacolato da Power Tuma, che prova a rimanergli di fianco. La cosa sta riuscendo, comincia a calare Fantasia, sono in tre su di una linea. Il più efficace sembra comunque Frankie Barr, che non riesce però a scendere alla corda. Dietro Frankie Barr abbiamo anche Falco dell'Est, poi abbiamo il numero 7 di Timotei Smona e poi il numero 2 di Bacco Baciò, che però non sembra onestamente della contesa. Entra in retta d'arrivo primo Power Tuma, ma a destra c'è Frankie Barr che sembra predominante. Frankie Barr e Power Tuma, ma arriva fortissimo anche Falco dell'Est e anche Timotei Smona. Vince Enrico Bellei con Frankie Barr, 1,15,1, 2,29,8 complessivi per questi 2000 metri, 2060 metri dell'ultima corsa. Quindi la vittoria di Frankie Barr con Enrico Bellei. Andiamo a vedere nello slow motion le altre posizioni, fermo restando che dovrebbe essere arrivata al secondo posto Power Tuma, e guardiamo le altre posizioni. Quindi vediamo il 9 che è sicuramente primo, poi ci sono 3-4 cavalli su di una linea, l'8 è sicuramente al quarto posto e il 7 Timotei Smona dovrebbe essere al terzo posto. Quindi terzo Timotei Smona, quarto il numero 8 e al quinto posto diciamo il numero 3 di Fantasia. Quindi questi punti dovrebbero essere sufficienti a Vincenzo Luongo per vincere la prova di qualifica, questa terza serata del Tommaso Grassi Driver Award, e quindi adesso andiamo in premiazione e vi diamo appuntamento ovviamente alla prossima serata qua al Savio di Cesena, che sarà venerdì prossimo, venerdì alle 20:45 con l'inizio della prima corsa.